Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, continuiamo la nostra scalata al milione. Non potete immaginare quante partite da 3 minuti io abbia fatto. Perché poi inizi a giocare, ti fai prendere la mano, poi perdi, cosa succede? Perdi, allora giochi in modo più aggressivo, cercando subito di vincere la partita successiva e perdi anche Gli scacchi sono un gioco troppo bello. È un rapporto di amore e odio, nel senso che io li amo e loro mi odiano. Allora, dai, andiamo a vedere chi sfiderà, chi ci porterà al traguardo dei 1700 punti con questo account. Vediamo un pochettino. 5 più 5 è veramente un tempo che utilizzano in pochi. L'incremento a quanto pare non piace perché 5 più 5, cioè, cosa va, quei 5 secondi di incremento sono tanti, quindi è difficile che uno perda per il tempo. Eccolo, come non detto. Solo io, solo Cristian può perdere per il tempo. Siamo contro Rubami un pound, rubami un pedone, ovviamente è un italo, un italo inglese americano, guarda quanto sono ignorante. Ok, questo set di pezzi mi piace sempre di più. Più lo guardo, più dico che questo set mi piace. Cosa ci posso fare? Cosa ci posso fare se mi piace? Ok, ok, giustamente tu mi fianchettizzi. Ok, stiamo giocando l'apertura tranquillamente, senza troppe pretese, senza troppe complicazioni. Ok, ok. Donne 2. Donne 2 va sempre bene. Va sempre bene, ci piace sempre tantissimo. In realtà Alfiere B7 è stata molto forte come mossa, molto 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 forte. Ok, fammi capire un po' se piazzarti una torre in E1, donna C7 o fare subito questa. O fare subito questa. La più forte è di pedone, esatto. Perché se ora spingo, lui spinge, io spingo, allora spingo subito. Spingo subito prima che sia troppo tardi. Potrei fare un pre-move di cavallo, ma non lo farò perché voglio vedere bene la posizione dove ci porterà. Ora se lui cattura, cosa che mi auguro, rimarrà con questo pedone qui isolato e anche questo pedone. Questi due pedoni sono due debolezze che posso prendere spunto per attaccarle. Ovviamente dovrò giocare in modo posizionale. Ok, quindi ci sono creati due obiettivi d'attacco, siamo pronti per giocare in modo tranquillo. Potrei azzardare la cattura di donna così si arrocca c'è il matto, però vediamo se c'è qualche scoperta di cavallo fastidiosa, tipo questa no, perché perde l'alfiere. Potrei andare di donna, sai? Donna C7, vado di donna, perché andare d'alfiere è troppo prudente, vado di donna. Su questa vado di donna, basta, ho scelto che andrò di donna. Attenzione, aspetta, ci sono cose che non ho considerato. Vado di donna, cavallo in A5, devo spostare la donna, devo metterla in G4 e poi c'è lo scacco, cattura e perdo l'alfiere. Quindi non funziona ancora, devo andare d'alfiere. Poi magari scopriamo che analizzando al computer funzionava anche di donna, ma se ho fatto bene i calcoli, cosa abbastanza dubbia. Adesso c'è questo sacrificio qui, ragazzi. Ci potrebbe essere il dono greco, ditemi che ho visto bene, però sono più contento se va così. Perché su donna F6... Ok, facciamo questa prima. Tanto abbiamo tutto il tempo del mondo per farlo. Questa torre qui mi potrà essere d'aiuto in operazioni di questo tipo. Quindi facciamo prima questa. E poi vado a sacrificare, ragazzi. Vado a sacrificare, potrebbe accadere di tutto dopo il sacrificio. Però va bene, facciamolo.
Facciamolo. Il problema è sempre quando lui poi va a correre in G6, non si capisce mai come fare come fare per. L'importante, ecco ragazzi, l'importante nel dono greco è che questo cavallo sia supportato dall'alfiere. Tra l'altro, stavo notando ora che quando toglierò il cavallo c'è questa. Però che? Però vediamo un po'. Credo che sia forte perché lui ha questo alfiere bloccato. Il cavallo per ora abbastanza innocente, la donna abbastanza innocente, quindi penso che sia giusto come sacrificio. Poi sono quelle posizioni talmente complesse che sbagli una mossa se ribalta la situazione ed è è il tuo avversario ad essere in vantaggio e tu sei in svantaggio, quindi bisogna fare molta attenzione. Ok, non so cosa sta pensando il mio avversario, perché se non cattura mi ha regalato un pedone della Rocco gratis. Se cattura potrebbe perdere, ma potrei perdere anch'io se faccio male qualche calcolo. Per esempio, cattura, cavallo qui, re qui. Forse con lo scacco, cioè F5, catturo qui. Bisogna giocarsi catturo qui e poi catturo qui. Ok, bisogna vedere un po' come va. E tra l'altro il sacrificio, questo tipo di sacrificio si chiama dono greco ed è spiegato in maniera magistrale all'interno del corso Impact Attack del maestro Fide Luca Esposito, un corso totalmente dedicato all'attacco e ai sacrifici contro il re e tutti gli schemi di matto. Quindi se non l'avete visto date un'occhiata perché merita. Ecco, quello che dicevamo, è arrivato il momento propizio. Allora, ci sono varie possibilità, dicevamo, vediamo di trovare quelle migliori. Scacco di donna, abbiamo detto che su F5 così mi diverto io. E sullo scacco di donna, re in F6, bisogna vedere un po'. Donna G4 forse è un'altra, beh qui donna G4, Donald G4, seguito da cavallo qui è matto. Però donna G4, F5, donna G4, F5, la posizione non è che ci piaccia proprio da morire. Per cui penso che bisogna fare questa. Davvero non c'è di meglio. Perché F5 è sempre la rogna di questo sacrificio. Donna G4, F5. Donna di 3 e mal che vada mi ripiglio il pezzo. Donna di 3 perché tanto è lo stesso. Donna di 3, re va qui. Abbiamo giocato praticamente per un pedone. Questa è più ambiziosa, questa è più da cacasotto. Donna 5, se re va qui è finita. Donne 5, tac, tac. Torre qui, ecco, non avevo considerato torre qui. Posso ritornare a dare scacco. Re qui. Aiuto ragazzi, questa è quella da fare. Lo so che questa è quella da fare, ma siccome voglio portarmi a casa il punticino, me lo voglio portare a casa, giocherò questa. Ok, il computer mi starà cristando contro, ma va bene, giocheremo così questa partita. E niente, adesso lui riesce a scamparsela.
Tra l'altro su questa poteva comunque fare questa, poteva comunque fare quella, nessuno lo obbligava a giocare F5, in effetti. Poteva comunque andare lì ah no, poi c'era questa con attacco doppio, però non so se... non lo so, questa va vista al computer perché veramente... Boh. Tra l'altro se va qui, mi conviene catturare qui perché se va qui, qui, poi do un cavallo, non mi conviene. Quindi ok, su questa niente, ti catturo qua. Giusto, no? Perché se faccio cavallo qui non cambio le donne, però non ottengo neanche cose eccezionali, quindi facciamo questa. Facciamo questa, va? Ok, sì, dai, premove. E si gioca col pedone in più e lui che ha due pedoni deboli. Ok, ovviamente se non se ne accorge c'è questa, ma credo che la prima cosa che farà è mettere una torre qui. A questo punto io scacco, mi prendo un altro pedoncino. Sono un po' in ritardo di sviluppo, un po' di bestia aggiungerei. Ok, sì, ha fatto la mossa corretta. Se gioco alfiere qui, lui c'ha i 5. Torre qua, cavallo qui. Vorrei portare la torre in una posizione attiva. Ok, tanto il tempo passa. Vorrei portare la torre in una posizione attiva, però ho paura di dargli iniziativa. Lui potrà un po' cacciarmi la torre. No, non va bene. Non va bene. Ok, 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 muovo, giuro che muovo. Giuro che muovo, non lo faccio più. Faccio così. Ok, mi sarebbe piaciuto attivare al meglio la torre, ma c'erano varie cose che non mi tornavano e non mi piacevano. Adesso cerchiamo di non perdere per il tempo. Anche lui non è messo troppo bene col tempo, la cosa mi rincuora. Adesso, ok, guadagno un tempo con questa e ho connesso le due torri. Adesso presumo cambierà ed è scacco, quindi premove sul cambio di torri. Intanto ragioniamo in anticipo per andare in vantaggio di tempo sul mio avversario che, come vi dicevo, queste due debolezze alla fine si stanno rivelando essenziali per la sorte della partita. 18 secondi, attenzione, attenzione, potrebbe abbandonare. Adesso deve togliere il re. Dove va? Dove va col re? Deve togliere il re. Se gioca fino alla fine è proprio un dito nel. Ok, voglio analizzare la partita. Voglio analizzare la partita perché due errori gravi, sicuramente sono stati dove c'è stato il sacrificio. Allora, andiamo direttamente lì. Ecco, qui dovevo catturare di alfiere, ok, giusta la cattura d'alfiere, migliore della cattura di donna. Qui alfiere G5 mi dice, dono greco che ho fatto dice che va bene, gli piace, 0,28, cavallo G5, re G6, donna D3, la mossa migliore, e su questa mi diceva cavallo in E4. Alla fine pensavo di aver giocato male, ma come seconda scelta a più 2,27 c'è questa.
Non c'erano altre soluzioni, mi sa, perché su donna E4 invece F5 dicevamo e ovviamente questa non funzionava per via di torre F6 che ho visto solo dopo, tra l'altro. Quindi dai, tutto sommato, insomma, ha giocato le mosse giuste su questa. Lui dice che appunto migliore era cavallo E4, ma anche questa gli piace. E quindi niente. Ah, qui, che stupido. Qui mi diceva questa mossa intermedia, anziché andare subito di torre, questa sarebbe stata migliore, però niente, non ci ho visto più nulla, sono andato subito con la torre. Ritirata di torre, esatto, torre di 1, sembrerebbe la mossa migliore. Torre qui, alfiere 3, perfetto, poi qui penso che insomma c'era poco da fare. Va bene, è stata una partita interessante, soprattutto insomma, il sacrificio alla fine si è rivelato corretto, anche se non la dà come prima scelta. Prima scelta, no, ok, niente, non la dà come prima scelta. Sacrificio in H7. Quali sono i presupposti di questo sacrificio? La sua ala il suo rocco sguarnito, la non presenza del cavallo in F6 e ovviamente questo tipo di situazione con il cavallo che può andare in G5 e soprattutto anche la torre che può dare una mano in queste situazioni fa sempre molto piacere. Bene ragazzi, bene bene, dai che fra qualche partita tocchiamo i 1700, poi forse ci sarà la scalata dai 1700 ai 1800, ma penso sarà molto molto complessa, quindi aspettiamo, aspettiamo a fare. Intanto raggiungiamo i 1700 e niente, ci vediamo ragazzi nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!